Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Come previsto è passata sul Veneto e sta passando in parte, ancora su parte del Veneto, una grossa perturbazione con piogge intense. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza: violento nubifragio nel Vicentino, rogge esondate, strade allagate, soprattutto nella zona di Marostica già duramente colpita. Tra poco ci collegheremo con Vanessa Banzatto. C'è stata una bomba d'acqua anche a Bibione con le strade centrali di Bibione allagate e nuovamente colpita la Castellana, Castelfranco. Ci collegheremo anche lì con i nostri inviati. Andiamo subito a Crosara di Marostica da Vanessa Banzatto. A te. Buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio a Crosara di Marostica, dove è stato allestito un campo dalla protezione civile, con me il sindaco Matteo Mozzo. Ci troviamo sotto quelle che sono ancora considerate le osservate speciali, 45 frane in tutto il comune, qui solo ce ne sono 6. Chiedo a Simone Merlo se riesce proprio a inquadrare uno dei punti più pericolosi di Crosara. Tra l'altro ieri sera alle 9 sono state evacuate 12 persone, 4 famiglie che sono state costrette a trovare riparo da parenti, amici o quant'altro. La situazione, sindaco? Sì, intanto buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, aggiornamento fresco: abbiamo 45 frane, l'ultima segnalata pochi minuti fa e abbiamo appena chiuso, si trova in via Miglioretti. È già stata allertata la ditta terzista per rimuovere il materiale, quindi chiediamo pazienza per un paio d'ore per verificare l'asportazione e poi controllare che non ci siano rischi per i cittadini per poter riaprirla. In questo momento abbiamo appunto un numero importante di frane che stiamo cercando di monitorare con tutte le squadre di protezione civile. Ci sono circa 35 volontari fuori in perlustrazione, più le 2 squadre miste qui dietro di me nell'abitato di Crosara, che fanno la sorveglianza a vista di quello che è il fronte frana più preoccupante. Sono 6 frane che distanti una dall'altra circa una ventina di metri, che hanno depositato sul fondo del materiale importante. Si parla di circa 250-300 metri per quanto siamo riusciti pure a vedere, perché ci sono ancora molte piante incastrate in modo che ostativo per poter fare i rilievi, con un volume di terra che ha raggiunto anche i 4 metri, quindi questa valle si è totalmente riempita. Con gli uomini di Veneto Agricoltura, con la Regione Veneto, abbiamo lavorato questa settimana per tagliare le piante più possibile ai lati, per evitare che facciano da tappo, mettendosi di traverso in quello che è il tombotto che poi scarica sotto l'abitato di Vallonara e sotto la struttura che ci troviamo adesso in cemento armato, che è la piazza parcheggio di Crosara. È una situazione un po' difficile. Ieri pomeriggio, dopo il bollettino del CFD, abbiamo deciso di evacuare le famiglie. Le ringrazio per la comprensione, capisco che è una situazione di disagio, stiamo cercando di lavorare per garantire la sicurezza, che è la nostra priorità, e poi ho deciso di chiudere anche le scuole. Una cosa che devo dire oggi si è dimostrata fondamentale, in quanto abbiamo avuto numerosi allagamenti nella zona di pianura. Il Longhella si è alzato in modo importante e stiamo facendo le verifiche degli argini in questo momento. Abbiamo dovuto chiudere anche perché il tombotto di scarico passa sotto la provinciale, quella alle mie spalle, è la strada provinciale che collega Marostica, di fatto il basso della pianura, all'altopiano di Asiago, una via prioritaria che ha un alto flusso di traffico, e il presidio fisso anche con la coadiuvazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e devo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per aversi messo a disposizione anche i mezzi e gli uomini, naturalmente tutti dei vari corpi, proprio perché dovevamo chiudere in modo tempestivo se ci fosse stata una colata di fango prevista. La pioggia era prevista per questa notte, quindi abbiamo fatto il monitoraggio continuo e, come sentite, gli uomini stanno andando su un'altra area sito probabilmente, e dovevamo chiudere la provinciale in tempi celeri, per cui eravamo pronti ad ogni evenienza. Con viabilità sono già stati posizionati da ieri pomeriggio tutta la cartellonistica necessaria per le deviazioni, quindi ringrazio anche della collaborazione. Abbiamo chiesto aiuto anche al comune di Lusiana Conco, che ha già predisposto anche in area di competenza tutte quelle che sono le segnaletiche opportune, proprio per cercare di creare il minor disagio possibile a residenti e anche persone che lavorano in altopiano che si devono spostare a valle. Certo. In questo momento, direttore,
direttore, qua proprio adesso c'è un bellissimo sole, un paio d'ore fa è sceso il diluvio universale, non possiamo definirlo altrimenti, con anche a Marostica in centro le strade completamente allagate, sott'acqua, con il rischio anche che andassero ad allagare le abitazioni. Sì, allora abbiamo avuto di fatto l'occlusione di tutte le tombinature su via 4 novembre, nonostante fossero già state pulite. Sono tombinature fonde anche 1,5 metri, quindi fa intendere la massa d'acqua che è arrivata e ha portato giù con sé foglie di fatto dalla collina che hanno occluso. Sono saltate anche le tombinature, si sono sollevate delle piastre spesse 10 centimetri in ghisa e piombo, e sono andate letteralmente a occupare la carreggiata stradale proprio dalla forza dell'acqua che ha scaricato dentro questi tombotti che vengono giù dalla collina e poi vanno a incanalarsi in pianura naturalmente. Ci sono stati gli scarichi che sono stati riaperti, li abbiamo riaperti assieme ai ragazzi della protezione civile, e la situazione poi si è normalizzata quando ha smesso di piovere. Abbiamo avuto problemi in via scusatemi, sono 10 giorni, in via Levà, via Gobbe, via 4 novembre, alcuni problemi via Check-in, e adesso stanno rientrando grazie appunto anche alle squadre volontari che stanno lavorando insieme a tutta la squadra operai, che ringrazio perché veramente stanno facendo tantissimi straordinari anche non dovuti. Insomma, direttore, hai sentito una situazione pesante, una situazione che al momento fortunatamente è sotto controllo, ma c'è sempre la preoccupazione maggiore legata proprio a quelle frane che sono sopra l'abitato, nello specifico di Crosara. Sindaco, siamo quasi in chiusura. Faccio fatica a dire sotto controllo in questi giorni perché c'è sempre paura. Appena diciamo stiamo uscendo dall'emergenza se ne presentano di nuove, quindi non dico più sotto controllo in questo momento. Anche perché cresce oggi la 45esima frana che si è presentata. Direttore, per il momento da Crosara di Marostica è tutto, ti ricedo la linea. Grazie. La tropicalizzazione del clima, no? Purtroppo si passa rapidamente dal diluvio universale al sole, come si vedeva appunto a Crosara. Andiamo avanti con i bacini di laminazione, una situazione che è ovviamente in forte evoluzione. Sono stati aperti i bacini di Montebello e quello sull'Orolo. In fase di valutazione è l'apertura di altri laghi artificiali che contengono queste acque. Dalla mezzanotte, con l'allerta arancione, in alcuni bacini del Veneto la sala operativa della Protezione Civile è rimasta aperta. Alle 7 di questa mattina il quadro vedeva forti rovesci e temporali che hanno interessato l'Alto Veneziano, si sono spostati sul Friuli. Ad ovest ha fatto il suo ingresso un sistema temporalesco piuttosto esteso, disposto lungo una linea tra Modena e Lessini, con rovesci e temporali anche forti. Si sta spostando verso est la perturbazione e sono già presenti dei rovesci sparsi su tutto il Vicentino, ormai una parte del Vicentino, perché avete visto che un'altra parte c'è l'assenza di precipitazioni. Vediamo invece a Lignano, il maltempo ha colpito anche lì, strade e scantinati allagati, poi vedremo anche a Bibbione in diretta con Ilaria Marchiori. Intanto vediamo Lignano. Un violento nubifragio si è abbattuto tra le 5 e le 7 del mattino di venerdì 31 maggio a Lignano Sabbiadoro, mandando in crisi nel giro di pochi minuti il sistema della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, con conseguenti allagamenti lungo le arterie principali della località balneare friulana, scantinati finiti a mollo. Emergenza che sta impegnando le squadre comunali di protezione civile, vigili del fuoco e il soccorso dei residenti colpiti dal maltempo. Piazza Rosa dei Venti, Corso Alisei, Viale Centrale e Villaggio Europa sono andate sott'acqua con ripercussioni per i garage, alcune abitazioni poste a ridosso della viabilità interessata. Localmente sono stati raggiunti 60 mm di pioggia in un'ora. Sul posto anche il sindaco Laura Giorgi per verificare l'evolversi della situazione. Allagamenti di sottopassi e strade anche a Fiumicello Villa Vicentina, San Giorgio di Nogaro. Nelle ultime 6 ore i cumulati di pioggia sono risultati di circa 5-10 mm nell'area di Tarvisio e sulle Alpi Carniche, di 10-25 mm sul resto della regione. Nel corso della giornata sono previsti rovesci temporali che tuttavia non risulteranno continuativi, ma anche delle fasi senza piogge e tempo migliore. Sarà possibile qualche rovescio forte con piogge localmente intense sulle zone orientali. Dalla tarda serata la depressione lascerà la regione. Le piogge saranno in progressiva attenuazione.
E ci sono stati problemi anche nel Veronese, questa è la prima pagina dell'Arena, mattinata di nubifragi, sottopassi allagati e strade come fiumi. A Vago un albero è caduto su un'auto, l'alpone sorvegliato speciale è già esondato molte volte. Adesso andiamo a Vigonza, teatro del quarto femminicidio in Veneto negli ultimi 6 mesi, la morte atroce di Giada Zanola, scaraventata giù dal compagno dalla cavalcavia sulla 4, investita da diversi mezzi, una fine atroce. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo davanti all'abitazione dove Giada Zanola viveva con il figlio e il compagno in carcere per il suo omicidio, Andrea Favero. Come potete vedere qui ci sono i segni di una vita, era una casa in ristrutturazione, stavano iniziando i lavori per la sistemazione di questa abitazione, c'è ancora la biciclettina verde del piccolo, del figlio della coppia di 3 anni e ci sono anche i segni dei giochi nascosti, ci sono ancora anche i 2 cani della coppia, un husky ed un pastore tedesco. In casa ovviamente non c'è nessuno dalla tarda serata di mercoledì. Ecco, vi faccio vedere sempre con il collega Federico Cibotto quale potrebbe essere stata la strada che ha fatto Giada, perché secondo quanto ricostruito sinora dagli inquirenti, dopo l'ennesimo litigio con il compagno Andrea Favero, Giada Zanola avrebbe preso la borsetta e si sarebbe incamminata in questa direzione lungo la pista ciclabile che vedete alle mie spalle, percorrendo circa 1 chilometro e arrivando sul cavalcavia, dove poi nel cuore della notte è stata raggiunta dal compagno con il figlioletto che era rimasto a casa. Allora io vi direi, se la regia è pronta, di farvi vedere il servizio che abbiamo confezionato questa mattina in redazione con l'aggiornamento delle ultime novità sulle indagini di questo tragico femminicidio che ancora una volta ha sconvolto la provincia di Padova. I voti di memoria di Andrea Favero, interrogato mercoledì sera, le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona e poi le informazioni raccolte da alcune amiche di Giada Zanola. Il matrimonio tra i due, fissato per il 21 settembre e poi annullato. Non ha mai ammesso di aver spinto la compagna dal cavalcavia di via Prati, Andrea Favero, che a mezzogiorno sarà interrogato dal giudice dopo il fermo per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela tra i due. Molti punti fermi nelle indagini. Il litigio tra i due nel corso della notte di mercoledì. Giada Zanola, 33 anni, esce di casa con la borsetta nel cuore della notte e si incammina verso il cavalcavia. Andrea Favero la segue, la raggiunge, questo lo confessa agli agenti, la convince a risalire in auto, poi il vuoto. Alle 3:30 il corpo di Giada Zanola finisce sulla 4 nella corsia in direzione di Milano. Iniziano le telefonate al 113 che segnalano qualcosa di ingombrante sull'asfalto. Alcune auto riescono ad evitarla, la investe trascinandola per metri un mezzo pesante. Il riconoscimento arriva quasi subito. A pochi metri dal corpo senza vita della giovane mamma, la borsetta con i suoi documenti. Le indagini iniziano. Il compagno viene sentito di prima mattina, dice di essersi svegliato e di non sapere dove sia Giada, di averle mandato un messaggio, ma gli agenti non sono convinti. Le immagini delle telecamere mostrano un'auto sul posto, quella della coppia, che prima attraversa e si ferma sul cavalcavia, poi se ne va proprio mentre il corpo di Giada viene lanciato dal parapetto, quasi 2 metri di altezza. Il compagno viene convocato e interrogato, ammette di essere stato su quel cavalcavia. Sul tavolo le parole di un'amica di Giada che raccontano come la ragazza avesse paura di Andrea. Temo che mi avveleni. Di sicuro negli ultimi tempi il rapporto era conflittuale, i due erano venuti più volte alle mani. Sequestrate dalla polizia anche le foto della coppia trovate in casa, tagliate. Un rapporto tossico con Andrea Favero che temeva di perdere il figlio di 3 anni e Giada Zanola che stava probabilmente per iniziare una nuova vita. Sconvolta la famiglia di Giada, il padre e i fratelli vivono nel bresciano. Sui social la sorella scrive il suo pensiero con una foto di Giada: ciao Tatina, giustizia sarà fatta.
Ecco, e rispetto a questo c'è da aggiungere, per quanto riguarda le indagini sul femminicidio di Giada Zanola, che nel pomeriggio probabilmente sarà eseguita anche l'autopsia sul suo corpo disposta dal PM Falcone, che sta indagando con Polizia Stradale, ricordiamolo, e Squadra Mobile di Padova, Polizia Stradale di Padova e di Venezia, non solo l'esame autoptico ma anche quello tossicologico, perché si vuol capire se fosse stata somministrata qualche sostanza a Giada. Sappiamo che dall'autopsia potrebbero arrivare molte risposte alle domande, anche perché ieri sul luogo del cavalcavia vi abbiamo fatto vedere l'altezza del parapetto, come è stata caricata, circa 2 metri, è salito se Andrea Favero su quel rialzo che c'è sul parapetto. Giada era già stata tramortita, era svenuta prima di cadere sull'autostrada. Davvero tante le domande ancora aperte su questa terribile vicenda, una vicenda che ha sconvolto la comunità di Vigonza, una comunità che si stringe attorno a Giada Zanola, al suo figlioletto di 3 anni che frequentava l'asilo parrocchiale. Il sindaco in comune è arrivata, pensate, ieri la telefonata di Gino Zanola, il papà di Giada, che con i 2 fratelli di Giada vive nel bresciano. Voleva ringraziare il sindaco, che in quel momento non era in comune, per la solidarietà manifestata, una telefonata davvero importante. Noi abbiamo sentito il sindaco perché ci ha raccontato anche come la comunità gli abbia chiesto, i cittadini di Vigonza gli abbiano chiesto di manifestare la solidarietà a Giada, e per questo proprio da qui, dall'obelisco che ricorda l'incontro tra Vittorio Emanuele II e Francesco e l'imperatore Francesco d'Austria, è venuto qui nel 1875. Da qui lunedì sera partirà la fiaccolata di cui adesso vi parlerà il sindaco. Vi lascerei con un'ultima notizia: questa sera alle 19 a Padova anche un corteo contro l'ennesimo femminicidio delle attiviste di Non Una di Noi. Ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica da Vigonza. Se poi non avete altre domande io restituirei la linea allo studio e vi lascio al sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. La mia segreteria ha ricevuto questa telefonata di ringraziamento per le parole che io e tutta l'amministrazione e tutta la città di Vigonza in realtà abbiamo espresso, e l'affetto che sta sentendo e che anche nei confronti soprattutto del nipotino c'è nel nostro paese. Quindi da questa telefonata, ma anche da tanti incontri avvenuti fino a ieri sera, fino alle 11 di ieri sera nel nostro comune, abbiamo pensato di proporre per lunedì alle 20:30 una fiaccolata che partirà da casa di Giada e arriverà fino a quel terribile posto in cui, da cui è stata lanciata. E questa è una cosa bella perché nasce proprio dalla gente che mi ha chiesto, cerca un modo per esprimere proprio tutta la solidarietà, l'affetto e anche per sfogare un po' questa sofferenza che c'è. E questo è stato il 4º femminicidio in Veneto negli ultimi 6 mesi. Sono 39 le donne uccise dall'inizio di quest'anno, una strage senza fine. Abbiamo sentito il sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Noi abbiamo fatto di recente, anche con un'azione coordinata e anche grazie al contributo delle opposizioni, una recente riforma che ha potenziato, aumentato tutto un arsenale di strumenti capaci di superare alcune criticità del sistema e comunque con una maggiore tutela nei confronti di questi episodi, quindi dei femminicidi. Io credo che non si possa pensare solo a questo, noi dobbiamo eventualmente fare una riflessione più ampia, ma è quello che abbiamo già ripetuto, quindi non solo la giustizia, non solo quindi le forze dell'ordine, non solo la magistratura, ma anche la scuola ovviamente, e soprattutto direi le nostre comunità e soprattutto direi all'interno delle nostre
nostre famiglie, quindi dobbiamo parlarne di più, rimettere al centro le regole e questo concetto non vale solo per il rispetto che noi dobbiamo alle donne, ma vale per il rispetto che noi dobbiamo a tutti. Ad esempio, proprio visto che oggi siamo qui, anche alle nostre forze dell'ordine, è un tema generale, quello del rispetto delle regole e quello del rispetto nei confronti degli altri. Questo era Andrea Ostellari, il sottosegretario al Ministero della Giustizia. 4 femminicidi negli ultimi 6 mesi, Giulia Cecchettin, Vanessa, Sara, Giada Zanolo, il filo rosso della vendetta di uomini che non accettano di interrompere una relazione, considerano queste donne di loro proprietà, non vogliono che possano considerarsi o ritenersi libere, non riescono a sopportare l'idea che abbiano altre relazioni e arrivano ad annientarle, a togliere loro la vita. Una carneficina che davvero non si sa più come fermare, anche se avete sentito le proposte sono tantissime. Sconvolta la comunità di Vigonza, diceva Chiara Gaiani, ma anche Stra, perché a Stra questa povera ragazza di 33 anni, madre di un bambino di 3 anni, ha vissuto, lì si era trasferita da Brescia, città di cui era originaria. Circa 1 anno e mezzo fa Giada ed Andrea risiedevano al secondo piano di questo edificio situato in via Alessandrini a Stra. La coppia ha chiamato questo appartamento casa dall'ottobre del 2017 fino al dicembre del 2022, condividendo gli ultimi momenti in questa residenza insieme al loro piccolo figlio. I vicini conservano un piacevole ricordo della famiglia, nonostante fosse noto che talvolta tra le mura domestiche si levassero voci di discordia. Il vicino al primo piano, incredulo per quanto accaduto, sostiene che i litigi fossero eventi rari. Ogni volta o 2 volte all'anno, non so, non è tanti. Il loro vicino Mohamed ha condiviso con loro anche momenti felici, come quando lo avevano invitato nella nuova casa a Vigonza. Guarda, io mi ho colpito al cuore con questa ragazza, questa famiglia, e anche lasciato un bambino. Andrea, aveva riferito al vicino, aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione. I suoi genitori glielo portavano a casa. Una famiglia distrutta adesso. È distrutta. E lui ha lasciato anche un altro bambino, forse di un'altra donna, perché 2 figli adesso. Andrà al funerale di Giada? Sì, voglio andare, sì. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto tra Vigonovo e Fossò, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei cittadini di Stra, che ora non si aspettavano di vivere un altro momento di intenso dolore e rammarico. È un'altra donna che viene uccisa in maniera così brutale da uno che era un compagno di vita. È una notizia veramente che lascia sgomenti. C'è bisogno di educare i giovani, i nostri ragazzi, fin da bambini, al controllo delle emozioni, dei sentimenti, al rispetto della persona, a non coltivare sentimenti di possesso. Sentimenti di possesso è il titolo della Nuova Venezia, è eloquente. Le confidenze di Andrea all'amico poche ore prima di lanciare Giada dal cavalcavia. Lei mi umiglia. Andiamo di nuovo sul maltempo, è colpita ancora una volta anche la Marca trevigiana. Ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit. A te, Christian. Sì, buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta inquadrando proprio in questo momento il Brenton, il fiume Brenton, che poi appunto più avanti diventa Pigenzo. Qui con me c'è anche il sindaco di Loria, Simone Baggio, che oggi ha tenuto chiuse le scuole qui di Bessica. È una frazione di Loria, Bessica, che appunto nelle scorse settimane è stata inondata ben 2 volte da questo Brenton, che in queste ore resta osservato speciale. Qui a Bessica, Loria, è riapparso il sole, è una mattinata
giornata veramente strana, piove, c'è il sole, poi la pioggia battente. Sindaco, comunque voi siete in allerta, lei oggi ha appunto chiesto di chiudere le scuole. Sì, abbiamo aperto il COC, ho attivato 2 squadre di protezione civile, uno per le emergenze e uno per l'assistenza alla popolazione, e tenuto chiusa sia d'accordo la materna, d'accordo con il parroco Don Paolo Furlan, e la primaria che è di mia competenza. Ecco, nelle scorse settimane i danni qui a Bessica sono stati consistenti. Bessica, che appunto in queste ore è ritornata nell'emergenza, come vedi ci sono diversi sacchi di sabbia alle porte. Il Brenton in questa piazza passa di fatto sotto, è interrato, e anche questo è un problema, Sindaco. Sì, anche questo è un problema, perché chiaramente riesce a sversare tot metri cubi. In caso di caduta di precipitazioni, come è successo, ma soprattutto di acqua che arriva dal nord e quindi che arriva dalla zona della Pedemontana e che va di fatto a riempire il letto, a un certo punto si trova a un tratto a nord aperto, un tratto a sud aperto, però la parte critica è questo, dove è intubato sotto la piazza. Ecco, a tal proposito lei ha una richiesta specifica, molto chiara, diretta alla Regione, non solo alla Regione ma alle istituzioni che si occupano di salvaguardia del territorio, quello di realizzare un bacino di contenimento, di laminazione. Assolutamente, a nord è fuori dal territorio comunale e quindi bisognerà anche parlare con i colleghi, con il collega e con il comune di San Zenone, però ritengo che sia una soluzione essenziale per salvaguardare quello che è il centro abitato di Bessica, ma che potrebbe tornare utile anche al loro abitato, quello di Carainati, della loro frazione, perché c'è la necessità appunto di preparare un bacino in cui possano essere contenute e poi laminate le acque che non riescono a defluire in seduta stante. Qui il Brenton, quindi lo ricordo, direttore, è esondato 2 volte, la prima volta il 16 di maggio facendo grossi danni, allagando diversi scantinati, decine, forse centinaia di migliaia di euro di danni, poi appunto anche il 21 di maggio, quindi 2 esondazioni in poche settimane. Per questo il sindaco ha schierato la protezione civile, la polizia locale. Buongiorno ai volontari e agli uomini e alle donne della polizia locale. Qui c'è il signor Renato che insomma è un attento osservatore e conoscitore del territorio. Sono state settimane difficili per Bessica. Sì, è abbastanza difficile perché è stata una sorpresa anche per noi altri. L'acqua è arrivata in poche ore, è arrivata acqua che di solito arrivava in 2 o 3 giorni comunque siamo riusciti abbastanza a monitorare tutto il territorio, dare una mano per i disagi che si sono creati verso le famiglie, così negli scantinati, perché abbiamo ancora pompe che stanno ancora raccogliendo negli scantinati l'acqua degli scantinati, anzi qualche scantinato è rimasto che il soffitto, sono anche crollati da quanta acqua è entrata e purtroppo speriamo che oggi il tempo migliori un po', il sole, vediamo un po' di sole e speriamo che le cose insomma si tranquillizzino, vadano verso il miglioramento. Grazie davvero signor Renato, questo è il punto, perché nelle prossime ore probabilmente torna a piovere, quindi in questo caso la tempistica, e annuisce il sindaco Baggio, è tutto. Ti posso aggiornare sul fatto che ho sentito il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, che fra poco raggiungeremo. La piena è passata senza particolari danni, senza particolari disagi, parlo del Muson dei Sassi, insomma altro sorvegliato speciale di questa fase di emergenza. Per il momento da Bessica è tutto, ringrazio nuovamente i miei ospiti. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, a te, a Nicoletta Rizzetto. Andiamo adesso a Malo, dicevamo che ci sono stati danni, nuovamente colpito il Vicentino, abbiamo sentito prima Marostica, adesso andiamo a Malo da Luisa Bertini e Simone Squarcina. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Stamattina un violento nubifragio si è abbattuto in diverse zone del Vicentino. Noi adesso ci troviamo con il sindaco Moreno Marzetti, il sindaco di Malo, ma zone colpite sono state anche Chiampo, così come Schio, così come Monte di Malo, zone già colpite dalla precedente ondata di maltempo, e ovviamente qui si torna ad essere sott'acqua. State vedendo un intervento appena
concluso per uno scantinato che è rimasto allagato. Sindaco, lei mi diceva in mattinata 150 sono stati gli interventi qui a Malo. Numerosi interventi sì, che sono stati fatti su tutto il territorio del comune, dalla collina alla pianura, per vari scenari, soprattutto allagamenti. Ecco, allagamenti che hanno riguardato che cosa? Campi che facevano fatica a trattenere l'acqua e quindi l'acqua è defluita nelle abitazioni, oppure rogge esondate? Diciamo che un po' tutto non ha più retto, dai campi fossati alle tubature di scolo e a tutte le rette, diciamo così, anche fognaria, perché a un certo punto avevamo le strade provinciali proprio allagate. Lei prima mi parlava anche di numerose aziende, qui siamo vicino alla zona industriale, numerose le aziende finite sott'acqua, tra l'altro anche già colpite dalla precedente alluvione. Sì, abbiamo PF Imballaggi, abbiamo De Roma, abbiamo parecchie aziende, anche la Solza, che è un'azienda agricola che produce formaggi, che ha avuto, diciamo così, allagamenti importanti. E poi qua dei condomini, oltre a quello ovviamente che stiamo vedendo, quante famiglie, diciamo, si sono trovate in difficoltà? Numerose famiglie, numerose chiamate, abbiamo gestito tutto con il gruppo volontari di protezione civile di Malo e delle squadre che sono venute a supporto, e grazie ad alcune aziende agricole qua della zona che ci hanno messo a disposizione mezzi e uomini per, diciamo così, portare via l'acqua dagli scantinati. Ultima cosa, voi avete indetto una raccolta fondi per gli alluvionati, ma che ovviamente si riferiva all'alluvione della settimana scorsa. Sì, sicuramente sarà estesa anche alle persone colpite da questa bomba d'acqua incontrollata che ha colpito la zona nostra. Ecco, grazie Sindaco, noi la lasciamo andare anche perché ci sono numerosi interventi ancora da portare a termine. Abbiamo visto le squadre della protezione civile impegnate che adesso andranno altrove. Per il momento questa è la situazione da Malo, restituisco la linea allo studio. Grazie molte. Oggi in regia Tony Esposito e Francesco Ceronna. Restiamo sul maltempo, vediamo cosa è successo in Valdobbiadene. Le colline dell'UNESCO sono diventate molto fragili, e ci sono smottamenti, frane e ovviamente preoccupazione anche per gli agricoltori e per i residenti. Vediamo. Strada provinciale 36, località Madean, Valdobbiadene. Le piogge delle scorse settimane, quelle che si stanno ancora battendo sul territorio, hanno provocato una frana che ha portato con sé detriti, castagneti centenari e soprattutto terreno, mettendo in pericolo anche la tenuta della strada, accessibile ma costantemente monitorata. La pioggia è più consistente degli ultimi anni. Una volta faceva la grande pioggia e poi smetteva. Adesso sembra che sia una cosa sempre continua. Il terreno non riesce a prendere talmente l'acqua che logicamente ci crea questo discorso di frane. L'acqua che scende copiosa in un suolo non più in grado di trattenerla. Il risultato sono le colline che diventano cascate d'acqua che infiltrandosi crea importanti smottamenti. Da Madean saliamo in macchina in direzione Guia, dove le distese di vigneti sono interrotte da piccoli o grandi cedimenti del terreno. Qua c'è l'altra frana piccolina, qua un'altra frana piccolissima, però anche questa sta togliendo i piedi alla montagna. Quindi se non viene rinforzata o prima o poi scivola giù tutto. Questa qua è la prima frana che abbiamo avuto a novembre, che viene tenuta coperta proprio per il discorso che non vada a bagnare tanto sotto. Arriviamo nella località di Moliana, dove un intero versante collinare è franato proprio sotto una strada secondaria. Ha fatto un buon scravascio di acqua e si vede già l'aumento dell'acqua che prende l'acqua delle montagne. Qua abbiamo due affluenti che vanno dentro sul stesso torrente e fanno parte qua della stessa di sottofrana che gli sta mangiando sotto. Se vedete anche qua la forza, la potenza dell'acqua è riuscita a spostare questi massi enormi, perché quando l'acqua dà forza non ha nessun confine e come vediamo là ha cominciato a mangiare ancora sotto.
Un clima cambiato, ci raccontano, piogge insistenti e la mancanza di un'alternanza stagionale vera e propria hanno reso le colline UNESCO un luogo fragile da preservare. Necessario investire in prevenzione e mantenere boschi e letti di fiumi puliti. Un terreno argilloso poco roccioso che fatica a drenare la troppa acqua. Centinaia di migliaia di euro i danni degli smottamenti. L'ordine di migliaia di euro non so di lì, io so che sono tanti perché qua bisogna fare la micropalazione di tutte le benedette frane. Adesso al momento sono tutte coperte che non è neanche possibile lavorarci. Le previsioni meteo non danno segnali incoraggianti. Tutti i volontari dell'AVAB della zona sono già pronti per interventi in emergenza, ma le forze sono sempre troppo poche. Per questo il Presidente lancia un appello. Questo è un messaggio proprio per i giovani. Mettetevi nel mondo del volontariato che tutti assieme facciamo squadra. C'è stata una bomba d'acqua anche a Trieste con allagamenti, auto in panne, vediamo. Tombini saltati in balia della pressione dell'acqua, auto in panne e cantine allagate. È l'effetto della bomba d'acqua che ha interessato nel primo pomeriggio Trieste. Tra le zone più colpite proprio il centro storico, da via Palestrina a Galleria Fenice, diventata letteralmente un fiume, da via Svevo nella zona dello Scalo Legnami e del deposito della Trieste Trasporti, tradizionalmente con problemi di drenaggio lungo la carreggiata, fino al sottopasso di viale Miramare, con il consueto lago in cui si rischia di veder spegnersi il motore dell'auto mentre ci si trova al volante. La perturbazione si è esaurita in circa mezz'ora a partire dalle 15:45, ma ha determinato il consueto superlavoro dei vigili del fuoco, coadiuvati in alcuni interventi specifici, cantine e sottopassi, anche dalle idrovore delle ditte specializzate. Il fenomeno ha posto l'accento ancora una volta sul ripetersi di precipitazioni intensissime in un breve lasso di tempo, creando anche disagi a diverse ditte edili che lavoravano sulle impalcature dei cantieri collegati ai bonus edilizi. Servizio di Marco Stabile, un'emergenza, quella del maltempo, che ha richiesto un lavoro extra anche per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto quelli ingombranti. L'alluvione che ha colpito la Marca nelle scorse settimane ha richiesto lo smaltimento di 700 tonnellate di materiale raccolto. Ho visto parecchi tappeti, elettrodomestici, qualche bicicletta, scarpe, cose che chiaramente vengono tenute di solito in una cantina o in una taverna. Quello che resta dopo giorni di pioggia, cumuli di rifiuti accatastati in punti di raccolta, legno su pellettili, elettrodomestici, tanti pneumatici e poi centinaia di ricordi tra giochi d'infanzia, attrezzi da lavoro e da sport. Sono 700 le tonnellate di materiale raccolto dagli operatori di Contarina in poche settimane. Un lavoro enorme per garantire la pulizia e la salubrità degli ambienti, ottenuto solo aumentando i turni di lavoro. Ci siamo dovuti, come ho detto, ampliare i turni di lavoro. Il materiale, essendo bagnato, ci ha creato anche alcune difficoltà durante la fase di lavorazione, però ampliando le ore, diminuendo la capacità produttiva oraria, siamo arrivati a un risultato comunque positivo. Se mediamente il centro gestisce 140 tonnellate di ingombranti a settimana, l'emergenza maltempo ha comportato un aumento del 140%, gestito anche con l'apertura straordinaria dei centri. Aperture straordinarie di ecocentri, 20 mezzi che hanno girato continuamente sul territorio, 80 persone che seguivano il tutto, un'organizzazione che è stata molto valida, che è riuscita a rispondere immediatamente alle esigenze del territorio. La rimozione dei rifiuti e la pulizia delle strade in tempi record è stata possibile anche grazie alla creazione di un'unità di crisi per la gestione dell'emergenza e alla collaborazione dei comuni, delle cooperative e della protezione civile. Il favore di una società dei comuni è proprio questo, che la società si attiva immediatamente sulle richieste di aiuto e poi con i comuni si coordina. Asolo, Castelfranco, Riese Pio X, i comuni in cui si è lavorato di più. Ferro, legno e metallo selezionati, messi da parte, il 15% pronto al riuso, il resto, 85%, è rifiuto ingombrante destinato allo smaltimento. Servizio di Anna De Roberto. Intanto la perturbazione di oggi si sta spostando verso est e ha fatto in tempo però a fare danni anche a Bibione, dove c'è Ilaria Marchiori.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ora vedete un lieve sole, ma questa mattina Bibbione si è svegliata con le vie principali allagate. E ora noi ci troviamo proprio in una delle zone che sono tuttora allagate, perché dalle altre parti la situazione si è già risolta, che è quella, come potete vedere dalle immagini di Sandro Ponchio, del concerto di Vasco Rossi, e a ridosso anche del park del Luna Park, dove proprio, e qui come vedete sono state posizionate tutte le transenne, verranno fatti passare i fan per il concerto di domani. Ma come vedete c'è tutta ancora questa parte allagata, infatti stanno lavorando intensamente da parecchio tempo proprio per cercare di farla riassorbire, ma come sappiamo i terreni sono già parecchio pregni, quindi è più difficoltoso. Qui insieme a noi c'è il vice sindaco di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grossetto. Benvenuto vice sindaco, grazie anche per la sua disponibilità, perché sappiamo che sono giornate intense per tutto quello che si sta facendo qui a Bibbione. Qual è la situazione? Buongiorno a tutti, innanzitutto abbiamo avuto un momento di una criticità questa mattina verso le 7, dopo che c'è stata una precipitazione molto intensa, la solita, quella che oggi comunemente viene chiamata bomba d'acqua. Abbiamo avuto diversi millimetri di acqua in poche decine di minuti. Alcune strade si sono allagate perché l'impianto fognario non è riuscito a smaltire questa grandissima quantità d'acqua. C'è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia, che ringrazio, con 2 squadre e hanno provveduto ad interventi presso alcune cantine sottoscale, insomma di alcune unità abitative del centro in particolar modo. Poi dopo sono intervenuti i nostri operai con altre pompe, insomma, per aspirare l'acqua. Infine alcune squadre della protezione civile nostre, del comune e del distretto di Portogruaro, che stanno tuttora lavorando. Ecco, è prevista un'altra pioggia nel primo pomeriggio, siete preoccupati? Diciamo che siamo attenti, ecco. Speriamo che non sia dell'intensità di quella di questa mattina, che è stata assolutamente anomala. Siamo pronti, speriamo che l'acqua che stiamo togliendo, ovviamente questo primo intervento va nella direzione di alleggerire un po' la posizione. Se poi verrà altra acqua, insomma, saremo pronti anche per un altro intervento. Sì, perché bisogna fare in fretta, proprio perché appunto domani e dopodomani ci sarà il concerto di Vasco Rossi. Una sola domanda, vice sindaco: quanto sta influendo sulle presenze per la stagione estiva questo tempo dell'ultimo mese? Non ho dati aggiornatissimi, mi parlano di una leggera flessione, vedremo nei prossimi giorni, insomma, quanto è costata questa situazione meteorologica. Sicuramente ha creato del disagio. Alcune famiglie, alcuni turisti che erano venuti sono rientrati, alcuni altri hanno telefonato, anche perché il maltempo non è soltanto per noi, ma insomma è comune un po' a tutto il centro Europa, e quindi hanno deciso di rimandare a nuova data le ferie che dovevano fare. Ecco, se c'è ancora proprio qualche secondo di tempo, io vi voglio fare vedere un'ultima cosa, perché se c'è chi sta disdicendo magari le vacanze estive, per quanto riguarda invece il concerto, ecco, vedete, c'è già chi si è posizionato con delle tendine, perché non si fa assolutamente intimorire dal maltempo, dalla pioggia di questi giorni e delle ultime ore, ed anzi sono qui pronti, posizionati per non perdersi nemmeno un minuto del concerto che si svolgerà domani qui a Bibbione di Vasco Rossi, e soprattutto per aggiudicarsi i posti migliori. Quindi ecco, vice sindaco, almeno insomma sappiamo che i fan domani non mancheranno. La ringrazio molto per il suo tempo, per la sua disponibilità. Io qui da Bibbione restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Vediamo il meteoradar, qui si ha l'idea di che cosa stia accadendo. Noi siamo qui, la perturbazione si sta spostando verso est, vedete che la pianura da Verona fino a Venezia è sgombra di nubi attualmente, quindi il peggio è passato, poi probabilmente arriveranno altre perturbazioni, ma insomma diciamo che non ci sono previsioni drammatiche per le prossime ore. Torniamo alla cronaca giudiziaria. Poco più di 7 mesi dalla sentenza di primo grado si è aperta
Ieri mattina a Mestre si è aperto il processo d'appello contro Valentina Boscaro, che è la giovane donna che è stata condannata per aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso con una coltellata al cuore. Ha detto ieri: io ho solo tentato di difendere. Era presente nell'aula bunker del tribunale a Mestre Valentina Boscaro, la donna di 32 anni, condannata in primo grado a 24 anni di reclusione lo scorso 18 ottobre a Padova per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso. Rinchiusa nel carcere veronese di Montorio, è stata condannata per aver ucciso con una coltellata al cuore il compagno dopo una serata trascorsa in un locale di Montegrotto nel settembre del 2021. I difensori di Valentina Boscaro da sempre hanno sostenuto che il giovane aveva un atteggiamento intimidatorio nei confronti della ragazza. Un rapporto costellato di violenze fisiche e verbali, quello tra i due, secondo i difensori di Valentina Boscaro, che cercheranno di provare come la donna, che dopo la morte di Caruso per giorni aveva negato il suo coinvolgimento, abbia agito per legittima difesa. Ad Arzignano un uomo ha violentato la nipote 17enne, 35enne, che è stato identificato e poi arrestato dai carabinieri. Abusata dallo zio, vittima una studentessa di 17 anni. Era il 29 febbraio quando la giovane di nazionalità indiana avrebbe subito le attenzioni dello zio 35enne. Tutto succede all'interno delle mura domestiche di una casa di Arzignano. Nonostante le pressioni psicologiche ricevute per cellare lo scandalo, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto. Effettuati i necessari accertamenti sanitari a conferma dell'avvenuto reato, i carabinieri di Arzignano hanno informato prontamente la Procura della Repubblica di Vicenza. Sin dalle prime battute le indagini appaiono particolarmente complesse e delicate. La vittima minorenne non conosce le complete generalità del suo aggressore, né tantomeno è in grado di riferire elementi utili alla sua identificazione. Un altro ostacolo è il clima di omertà da parte della famiglia, dovuto alla malcelata vergogna per il disonore ai danni della figlia. Inoltre, subito dopo il fatto, il violentatore fa perdere le sue tracce, partendo per un luogo ignoto. Mirati accertamenti tecnici uniti alle tradizionali indagini portano gli investigatori a identificare l'autore del reato, rintracciandolo in provincia di Pavia, dove l'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, ha trovato ospitalità da altri connazionali. Acquisiti convergenti e incontrovertibili elementi di prova e considerato il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato ai danni di altre giovani, il GIP del Tribunale di Vicenza ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. In questo modo i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria di Vicenza, coadiuvati dai militari della stazione di Arzignano, hanno potuto arrestare il 35enne di nazionalità indiana che è stato portato in carcere al San Pio X a disposizione dell'autorità giudiziaria. Giancarlo Alberto Inghilleri, tutte le prime pagine dei giornali online oggi dedicate all'atroce fine di Giada Zanola. Chi era Giada, precipitata dal cavalcavia, l'amore per suo figlio, quelle nozze annullate, era così piena di vita, sono titoli del Gazzettino. Andrea oggi sarà interrogato di nuovo, c'è attesa per l'autopsia sul corpo della vittima, si faranno anche gli esami tossicologici, le prime dichiarazioni al PM, quel vuoto di memoria, il figlio e la separazione. Qui vedete Giada Zanola e Andrea Favero assieme. Un matrimonio finito, i 2 figli e il lavoro da camionista. Chi è Andrea Favero, accusato dell'omicidio della compagna. E poi quell'inquietante foto dei lividi sul collo condivisa il giorno prima del delitto. Giada aveva paura di Andrea, gli SMS quando Giada era già morta e le versioni smentite dal video, il castello di bugie. Ed è sconcertante il fatto che tutti questi uomini poi pensino, credano di poterla fare franca, inscenando messe in scena, il suicidio piuttosto che altre situazioni che li metterebbero al riparo dalla giustizia, che invece 9 volte su 10 li acciuffa. Allora io direi restiamo sulla cronaca con Tony Esposito e Francesco Ceron in regia.
direi di sentire i cittadini di Vicenza, perché a Vicenza c'è una carenza, non solo a Vicenza, ma c'è una carenza di organici all'interno della questura. La polizia meriterebbe di avere più uomini e più mezzi, e siamo andati a sentire i cittadini. Vicenza merita decisamente di più in termini di sicurezza. È questo il giudizio che accomuna i cittadini che abbiamo sentito, perplessi per la magra assegnazione di soli 3 nuovi agenti di Polizia di Stato alla questura, numeri decisamente inferiori alle attese anche solo rispetto alle altre province venete, come i 36 nuovi agenti che saranno assegnati a Padova e a Verona e i 52 di Rovigo. Siamo nel quartiere Stadio, nei pressi dell'edicola rapinata qualche mese fa da balordi armati di mazze da baseball. Qui i residenti e commercianti chiedevano più pattuglie di forze dell'ordine nelle ore serali e di primo mattino. La mattina presto col buio, con poca gente che gira, poco traffico. Questo è l'orario principale, insomma, che dovrebbe esserci più attenzione. E quindi servono gli agenti di polizia? Servirebbero, sì, certamente. Vicenza sicuramente merita un po' più di sicurezza e un po' più di vigilanza, perché sì, ci sono delle situazioni da tenere decisamente sotto controllo. Sì, c'è bisogno di molti più agenti, perché veramente sono pochi. Loro, quei pochi che ci sono, fanno, ma purtroppo... Perché ultimamente c'è anche un po' più di degrado, si vede rispetto a qualche anno fa. E la presenza di agenti è necessaria, non sono troppi? Certo, è sempre necessaria. La sicurezza prima di tutto per i cittadini. Da 3 a 20, e quando che dovevano essercene 20 in più, chiaramente la proporzione e la delinquenza sta aumentando, la paura dei cittadini in effetti sta aumentando. Quindi è opportuna quella serie di interrogazioni parlamentari a destra e a sinistra che chiedono al governo, insomma, il cambiamento di questi parametri? Beh, chiaramente avevano promesso che c'era un aumento di personale e l'aumento non si vede. Quindi sia da una parte politica che dall'altra ci dovrebbe essere quell'interessamento che possa focalizzare questa esigenza o emergenza, meglio dire, perché poi io abito su via Borgo Casale, in fondo è una via particolarmente sotto questo aspetto rischiosa. Perché poi questa cosa che è successa al giorno là è roba da ragazzi, non è una cosa, e hanno bisogno di soldi, però è giusto che arrivino le forze giuste a Vicenza, anche soprattutto per la città dell'oro. Sempre sull'omicidio di Giada Zanola, alle aperture dei giornali locali, vediamo il Corriere del Veneto, Andrea e la messa in scena, i messaggi inviati al cellulare di Giada già morta, sei andata via senza salutare, perché si creano anche gli alibi, questi personaggi. Giada Zanola, l'amore per suo figlio e per le auto, una ragazza sempre felice. Chi è Andrea Favaro, accusato del femminicidio di Vigonza, conservava le foto strappate da Giada Zanola durante i litigi. E poi la prevenzione, l'educatrice nelle scuole, le ragazze romanticizzano il possesso, agiamo sugli stereotipi. Femminicidi, gli onorevoli della commissione d'inchiesta, la situazione è migliorata dagli anni 70. Sarà, ma insomma 39 donne uccise dall'inizio dell'anno non fanno pensare che ci sia un qualche miglioramento. Arresto con taser è successo a Vicenza, i carabinieri hanno fermato un uomo che aveva in tasca della cocaina. Paletta rossa, alt! È calata la sera quando i carabinieri fermano un'automobile in via dei Laghi a Vicenza. Alla guida un 35enne vicentino con precedenti. L'uomo però non vuole essere sottoposto a controlli e si altera, aggredisce i militari colpendone uno con dei pugni e strattonando l'altro fino a farlo cadere per terra. I carabinieri a quel punto, in difficoltà, estraggono il taser con una scarica di avvertimento e bloccano l'aggressore immobilizzandolo con delle manette di sicurezza. Sottoposto a perquisizione, l'uomo viene trovato in possesso di 43 grammi di cocaina. Il 35enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e detenzione di droga ai fini di spaccio. È stato collocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione, arresto convalidato dal giudice che ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
avevano formato, scusate, una banda di professionisti nei furti all'interno delle aziende del nord-est, ma sono stati arrestati dai carabinieri. Sono 7 rumeni che facevano la spola tra la Romania e il Veneto. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Venezia, al termine di un'indagine, hanno arrestato all'alba 7 persone accusate di aver compiuto furti in varie zone del nord-est. Sono tutti di nazionalità rumena, 5 sono reclusi in Romania, gli altri 2 rispettivamente a Venezia, nel carcere di Santa Maria Maggiore, e a Bergamo. L'indagine, avviata a febbraio 2022 sotto la direzione della Procura veneziana, si è concentrata su alcuni furti avvenuti in magazzini e depositi di aziende nel settore di abbigliamento e accessori firmati. Gli investigatori sono risaliti a un totale di 23 furti, tutti riusciti tranne uno, eseguiti dalla banda tra le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Complessivamente avrebbero sottratto merce per un valore di 1.130.000 euro. Una parte della refurtiva, però, circa 300.000 euro, è stata recuperata durante le indagini e restituita al legittimo proprietario. Una volta raccolti gli indizi a carico della banda, il GIP ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare che ha coinvolto anche le autorità di polizia romene. 5 degli indagati, infatti, nel frattempo erano rientrati in Romania e per catturarli è stato attivato l'organismo di cooperazione internazionale Sirene. Oltre ai 7 componenti del gruppo finiti in manette, sono state denunciate a piede libero altre 3 persone, alle quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. I 2 avrebbero preso parte ad alcuni furti con ruoli marginali, mentre il terzo è accusato del reato di ricettazione continuata. Ogni giorno le baby gang danno da fare alle forze dell'ordine. A Mestre c'era una banda di minorenni che girava per Corso del Popolo armata di mazze e coltelli, e il questore ha disposto 7 provvedimenti di DASPO per i minorenni, oltre ad un foglio di via. Durante i controlli di prevenzione e contrasto alla criminalità e spaccio di stupefacenti nella zona di Via Piave a Mestre, una pattuglia del commissariato insieme ai militari del reggimento Lagunari ha fermato sabato 11 maggio un gruppo di circa 20 ragazzi stranieri di diverse nazionalità, ma forse anche italiani. Alcuni avevano il volto travisato. Si dirigevano verso Corso del Popolo armati di mazze, bastoni e bottiglie di vetro. Addosso avevano anche coltelli. Tutto è stato sequestrato e per prevenire la pericolosità sociale e altri comportamenti sul generis, il questore di Venezia Gaetano Buonaccorso ha disposto 7 DASPO Willy che impongono ai giovani il divieto di accedere nei locali pubblici dell'area urbana dove è avvenuto l'intervento di polizia. Inoltre ha disposto un foglio di via nei confronti dell'unico residente fuori dal comune. Prometteva investimenti, ma spendeva poi i soldi dei suoi clienti. 2 coppie di anziani coniugi hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, e non è la prima volta. Purtroppo è stato denunciato un agente assicurativo trevigiano, e bisogna stare sempre molto attenti perché è pieno di truffatori. Non era solo un agente assicurativo, ma anche il classico amico di famiglia che 2 coppie di anziani coniugi invitavano a pranzo e a cena e cui avevano affidato i risparmi di una vita, 145.000 euro circa. L'assicuratore però quei soldi, frutto di anni di lavoro, se li è intascati. Aveva promesso di investirli in prodotti assicurativi con ottimi rendimenti, ma era un raggiro. Gli anziani non hanno potuto fare altro che rivolgersi alla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle hanno accertato che l'agente aveva ottenuto dagli anziani la sottoscrizione di moduli precompilati, apparentemente intestati a importanti compagnie assicurative, di cui affermava di essere il gestore patrimoniale. In seguito ha ottenuto il pagamento delle polizze attraverso assegni privi del beneficiario su cui ha posto il proprio nome, consegnando loro falsi resoconti e attestazioni della sussistenza degli investimenti e del loro valore, inducendo così in errore le vittime circa la reale natura delle operazioni effettuate. Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle e all'approfondimento di alcune segnalazioni, è stato possibile dimostrare che i 145.000 euro ricevuti dall'indagato e transitati sui conti correnti personali erano stati spesi per finalità private. L'agente è stato denunciato per i reati di truffa e sostituzione di persona. Servizio di Nicola Zanetti, andiamo in pubblicità 2 minuti e siamo di nuovo qui con voi.
cosa sul maltempo e vedo collegato in diretta Cristian Arboit con il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. A te, Cristian. Sì, buongiorno di nuovo direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Abbiamo cambiato location, ci siamo spostati da Bessica di Loria a Castelfranco. In realtà siamo sul confine con il comune di Castello di Godego, a pochi passi dal bacino di laminazione che interessa l'Avenale. Avenale torrente sorvegliato speciale di queste ore, accanto ad altri fiumi. Prima vi ho mostrato il Brenton che diventa Pighenzo, e c'è poi il famigerato Muson dei Sassi. C'è da dire, sindaco Marcon, sindaco di Castelfranco, presidente della provincia, che forse possiamo tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda questa allerta. Sembra di sì, è passata, c'è stata una pioggia copiosa questa mattina verso le 10 che non ha creato nessun problema, salvo un paio di caditoi. Abbiamo ricevuto 5 telefonate e quindi è passata, e adesso le previsioni ci dicono che non dovremmo andare in crisi. Usiamo sempre il condizionale vista la tempestività di come cambia il meteo. Ecco perché comunque i terreni, lo possiamo vedere, sono ancora imbevuti d'acqua, e questo è il tema sostanzialmente. È anche per questo che l'allerta rimane sempre molto alta in queste settimane. È così, e noi in questo momento stiamo approfittando per poter capire quali sono le soluzioni strutturali da poter mettere in campo nel caso dovessero ripetersi eventi come quello. E la criticità che noi patiamo a Castelfranco Veneto l'abbiamo vista con l'Avenale, è a sud, a valle della cassa di espansione e a monte di Castelfranco, e quindi dobbiamo capire in questo tratto che cosa sia opportuno fare. Stiamo facendo delle ricognizioni perché sul torrente Roi piuttosto che sul Brenton, e poi dobbiamo capire situazioni come questa che vedete qui sulla mia destra. Ce la spiega? Ma sembra, uso il condizionale perché abbiamo chiesto degli approfondimenti, dovrebbe essere un troppo pieno del discarico di acque miste che arriva da monte, e quindi evidentemente, adesso voi non vedete, ma prima usciva acqua anche dai pozzetti. Evidentemente è stato fatto questo lavoro appunto per non caricare la linea della fognatura, che va a mettere in crisi ancora Castelfranco Veneto, però si scarica su un affluente dell'Avenale, e poco o tanto è acqua in più che è a valle della cassa di espansione. Ecco, perché il tema è: i bacini di laminazione che ci sono hanno evitato, soprattutto nelle scorse settimane, l'apocalisse, la cito testualmente, però appunto resta da fare un lavoro di fino, chiamiamolo così, che potrebbe evitare quello che abbiamo visto anche a Castelfranco, l'allagamento di scantinati e quant'altro. Vedete, l'allerta di martedì, quando non ha provocato esondazioni, eravamo più preparati naturalmente, però siamo arrivati al limite. Avete visto le idrovore in azione che poco o tanto qualcosa hanno fatto, hanno aiutato a scaricare il fossato e conseguentemente l'Avenale. Bisogna lavorare su dettagli e quindi magari ragionare con gli enti sovraordinati per alcune opere minori, possiamo definirle, oppure accompagnatorie rispetto a quelle già realizzate, ci diano la certezza di non patire più alluvioni a Castelfranco Veneto, che abbiamo visto che quando va sott'acqua a Piazza Giorgione è drammatica la questione. E questo significa ovviamente programmare e non tagliare risorse, anzi aggiungerne, e da qui l'altro argomento collaterale, lo abbiamo affrontato nei giorni scorsi, dei tagli agli enti locali. Delle due l'una: o si investe e si danno i soldi agli enti locali, o non si fa programmazione. È abbastanza semplice l'equazione in questo caso: se tu tagli i servizi e tagli la possibilità di intervenire a fare opere che servono nello sviluppo del territorio. L'opera dei bacini di laminazione, i bacini di contenimento, è un'opera che è fondamentale al giorno d'oggi, visto il cambiamento climatico che affrontiamo quasi quotidianamente. I tagli agli enti locali si traducono in minor sicurezza e in minor servizi da parte delle comunità. E questo va ribadito soprattutto in giorni come questi. Grazie. Devo dire che a livello governativo, in conferenza Stato-Città, hanno sospeso la trattazione di questo tema, e quindi lo interpretiamo come un segnale di fiducia e di apertura, usando il condizionale naturalmente. E non come un segnale di distensione preelettorale.
No, io spero di no e auspico di no. I tagli sono in legge di bilancio, dovranno in qualche modo fare alcune valutazioni, perché tagli agli enti locali, ripeto, uguale minor sicurezza e minore servizi ai cittadini. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Grazie Presidente Stefano Marcon, Presidente della provincia di Treviso e Sindaco di Castelfranco Veneto. Direttore, questa la situazione, si guarda al cielo, si guarda soprattutto a quella fascia, è la fascia pedemontana. Se piove lì i problemi arrivano ovviamente a valle, arrivano qua nel cuore della Castellana. Quindi tra Castelfranco Veneto e Castello di Godego per il momento è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte davvero per questo aggiornamento, e c'è chi approfitta di queste disgrazie per introdursi in abitazioni e imprese allagate. Uno di questi sciacalli è stato arrestato per furto. Vediamo. Si concentrano nelle zone colpite dalla recente alluvione i controlli antisciacallaggio dei carabinieri, che hanno arrestato un 25enne guineano per furto in abitazione e denunciato per ricettazione. Tutto è successo a Schio, dove il proprietario di un'abitazione ha riferito ai militari che al suo risveglio si è accorto che qualcuno nel corso della notte, approfittando del fatto che il seminterrato era aperto poiché interessato dall'evento alluvionale, si era introdotto all'interno portando via un notebook, un paio di scarpe nuove e alcune confezioni di alcolici, per poi frugare all'interno dell'abitacolo di un'auto parcheggiata lì vicino, da cui aveva preso alcune monete. I militari, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell'abitazione, hanno iniziato le ricerche del soggetto, rintracciandolo all'interno di uno stabile abbandonato, dove hanno recuperato parte della rifurtiva. Hanno anche trovato una carta di credito risultata rubata nei giorni precedenti da un seminterrato di un'altra abitazione di Schio. L'uomo è stato arrestato. Ovviamente ci va di mezzo anche l'agricoltura pesantemente per quanto riguarda i raccolti e i prezzi di alcuni di frutta e verdura che schizzano verso l'alto. Quest'anno è un anno particolare, veramente particolare, è un po' un problema sia per quanto riguarda il professionale, sia per anche i piccoli ortolani che non hanno avuto diciamo, il momento ideale per poter fare il loro trapianto degli ortaggi sia a fine marzo, sia aprile che anche a maggio, e tuttora non si sa ancora come andrà il tempo. La pioggia costante di questi ultimi mesi rischia di pesare davvero tanto sui nostri portafogli, e il primo segnale arriva proprio dai vivai, con le serre ancora piene di piantine che normalmente sarebbero già state trapiantate dagli orticoltori, ma anche da tanti appassionati della verdura di casa. Quindi avremo un problema per quanto riguarda la produzione orticola? Perlomeno nelle nostre zone sì. Che guardando in prospettiva significa meno prodotto locale sui banchi, sulle bancarelle dei mercati, ma anche sugli scaffali dei supermercati, occupati da prodotti, se va bene, da altre regioni, per non dire importati da altri stati, con l'inevitabile aumento dei prezzi che soprattutto nel caso della frutta già ha raggiunto punte davvero preoccupanti, come per le ciliegie arrivate anche a 20 euro al chilo, a fronte di un prezzo medio negli scorsi anni mai sopra i 10, anche se primizie. Tante piogge hanno sicuramente danneggiato il prodotto, ma soprattutto in fase della fioritura della legagione, sbalzi di temperature importanti, e le piogge hanno fatto cadere molta frutta. È il fenomeno del cracking, ovvero ciliegie che assorbendo molta acqua alla fine si spaccano, ma anche sotto il profilo della qualità troppa pioggia ha fortemente alterato il gusto della frutta, ma non i prezzi, decisamente superiori alla media degli ultimi anni, anche se il produttore sottolinea. Lì ci sarebbe da fare una seria riflessione su tutta la filiera che porta a quei prezzi. Sicuramente il produttore non li vede mai quei prezzi lì. Noi abbiamo fatto una scelta di andare verso il cliente finale e non ci lamentiamo, ma sicuramente non a quei prezzi, altrimenti faticherei a vederli i clienti. Ecco che per cercare di non alleggerire troppo il portafoglio, i consumatori cercano sempre più la filiera corta, arrivando anche all'autoraccolta, mentre i produttori, a fronte del clima sempre più imprevedibile, inevitabilmente dovranno ripensare tecnologicamente i propri frutteti, con irrigazione a goccia per la siccità o tele antipioggia, ma anche altri strumenti come queste reti antinsetto per evitare i costi e le inevitabili conseguenze ambientali dei trattamenti. In queste annate qui di pioggia e di attacco di insetti importanti, sì, è indispensabile, direi. È scontro tra la Lega e la diocesi di Padova, che come vedete dal titolo del Corriere del Veneto ha invitato gli elettori a votare per chi è favorevole
all'integrazione. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Le polemiche nel Veneto, che la tradizione vede come patria della balena bianca, scoppiano a 10 giorni dalle elezioni europee. La scintilla un comunicato diffuso dalla diocesi di Padova rivolto alla comunità cattolica, che vuole dare un indirizzo di voto alle prossime elezioni. Un indirizzo che non fa riferimenti a persone o partiti, ma a valori e criteri. L'invito dunque a votare chi sostiene il progetto Europa, rispettoso dell'autonomia dei singoli Stati membri e insieme capace di scelte unitarie all'insegna dell'integrazione europea, e non quanti non credono nell'Europa e la tollerano soltanto per gli interessi nazionali. Parole che hanno suscitato la reazione della Lega, con la consigliera regionale leghista Francesca Scatto, che si rammarica per queste parole e afferma che la politica non si deve fare nelle chiese. Il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, arrivato in città per un convegno sulla tutela dell'incolumità delle forze dell'ordine, ha risposto sulla questione. Deve essere ben chiaro un discrimine, sì e valorizzazione alle forme di immigrazione legale. Questo è un governo che ha fatto un decreto flussi da 450.000 quote e quindi credo che l'immigrazione legale vada sostenuta. Dico no, e da questo punto di vista stiamo operando in modo importante. Dico no all'immigrazione illegale, dico no all'immigrazione non controllata, perché l'immigrazione illegale genera caporalato, sfruttamento, lavoro nero, ghetti, crea criminalità, violenza. Io credo nel valore dell'integrazione. Oggi abbiamo un grande problema, che è quello delle seconde generazioni, che dimostra però che il problema dell'integrazione non sta assolutamente funzionando. L'immigrazione va controllata e per avere buona integrazione abbiamo bisogno che i numeri scendano. Io sono contento perché quest'anno i numeri dei flussi migratori sono circa il 60% meno rispetto all'anno scorso. Il governo ha ridotto i flussi di immigrazione clandestina, spiega Molteni, che auspica anche un intervento dell'Europa. Mi aspetto che anche l'Europa sul tema dell'immigrazione faccia la propria parte. Questi anni l'Europa si è voltata dall'altra parte. Io credo che difendere confini e frontiere sia un'opportunità non solo per l'Italia ma anche per le istituzioni comunitarie. Intervista di Valentina Visentin. Il Consiglio di Stato ha annullato la tassa d'imbarco di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Tessera, che era stata introdotta dal Comune di Venezia poco più di un anno fa. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Save, sottolineando tra i diversi aspetti la non proporzionalità della misura e la sua incidenza su persone, i passeggeri in partenza da Venezia, che verosimilmente potrebbero non essere né cittadini veneziani né turisti in visita a Venezia, a differenza dei soggetti incisi dalla tassa d'ingresso a Venezia, ma magari cittadini veneti che periodicamente si imbarcano dall'aeroporto di Venezia e che pertanto alcun beneficio potrebbero ricevere dai servizi resi dal Comune di Venezia. Questo è, è il cuore della sentenza del Consiglio di Stato. Con grande soddisfazione, si legge in una nota, Save apprende la decisione del Consiglio di Stato. È una battaglia che si sta svolgendo tra il sindaco di Venezia, Luigi Prugnaro, e il presidente Save, Enrico Marchi. Commercio, la fotografia dello stato di salute del terziario nell'ultimo report congiunturale di Confcommercio relativo al primo trimestre del 2024. Vediamo come vanno le cose. 458 imprese del terziario che hanno cessato l'attività nel primo trimestre del 2024. A soffrire di più sono le imprese del commercio, meno 225, e del turismo, meno 78, mentre nei servizi si registra un saldo in positivo con un aumento di 165 unità. Questa è la foto della provincia di Treviso che emerge dal secondo report congiunturale di Confcommercio. Più chiusure che aperture dunque, ma il dato non è così negativo come potrebbe sembrare. Notiamo che a Treviso comunque i numeri sono in ogni caso superiori rispetto a quelli che si riscontrano in altri territori. C'è fiducia nell'andamento della propria attività economica, c'è fiducia nell'andamento dei ricavi, soprattutto in vista della stagione estiva del 2024. Tiene l'occupazione come la fiducia, ma sicuramente è in atto una metamorfosi del commercio. Molteplici le ragioni, dal mancato passaggio generazionale all'avvento del digitale, alla crisi demografica, alla perdita del potere d'acquisto delle famiglie. Alcuni settori sono più vulnerabili di altri, per esempio le edicole, perché ci sono molti abbonamenti digitali, alcuni negozi di arredamento piuttosto che piccoli
edicole, ferramenta, che possono trovare la risposta nella nuova localizzazione in contesti ad hoc, che hanno comunque portato nel nostro territorio, nell'hinterland delle grandi città di Treviso e anche nella capoluogo, di grandi insegne. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi, il polo di Silea piuttosto che il polo vicino all'aeroporto ne sono un esempio. Grande sfida del commercio è quella della valorizzazione dei negozi di prossimità. Siamo pronti a credere che ci sarà anche probabilmente un'inversione di tendenza, cioè probabilmente il negozio di prossimità potrebbe davvero essere proprio la risposta per una società più equilibrata nel futuro. In tale contesto si inserisce il ruolo degli istituti di credito. Un credito cooperativo come Banca Prealpi San Biagio oggi si presta prima di tutto a fare e a sostenere questo osservatorio che ci permette di confrontarci e ovviamente di raccogliere tutta una serie di dati necessari per capire qual è la necessità per le nostre imprese di fare sviluppo, di guardare avanti. Allora, sulle Olimpiadi e le Paralimpiadi il sistema ricettivo trevigiano si sta preparando per un evento che avrà importanti ripercussioni sull'economia del territorio, ovviamente, le Olimpiadi invernali 2026. Nota negativa all'ammodernamento delle strutture per renderle accessibili ai disabili. La Federalberghi ammette che c'è un ritardo. Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, il comparto turistico della Marca punta molto sui grandi eventi per il potenziale impatto positivo anche sul settore ricettivo della provincia. La vicinanza del territorio, la capacità ricettiva della nostra provincia, che è sicuramente maggiore di quella del bellunese, farà sì in modo sì che al di là degli atleti, ma tutti quelli che riguarderà gli sponsor, tutto quello che riguarderanno i visitatori, i turisti, i giornalisti stessi, useranno molto il nostro territorio, per cui vogliamo farci trovare pronti. E se a livello generale gli alberghi trevigiani si stanno preparando ad accogliere i clienti dei Giochi Olimpici invernali, non altrettanto bene sta andando per le Paralimpiadi, con almeno il 50% delle strutture ricettive non pronte a rispondere alle esigenze di persone con disabilità. Io direi che siamo vicini al 50%, perché soprattutto, voglio dire, lo fanno le strutture più grandi, quelle importanti, quelle piccoline magari hanno qualche difficoltà in più. Gli interventi per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche sono molto onerosi e, denuncia Federalberghi, è mancato il sostegno del governo. Già dal momento in cui sono state definite le Olimpiadi, che chiediamo a livello nazionale, non a livello locale, un intervento da parte dello Stato perché aiuti le imprese a fare degli investimenti strutturali che le imprese hanno bisogno. Io devo ringraziare molti colleghi che si sono dati da fare e hanno adeguato e stanno a loro spese adeguando le strutture e ristrutturando le strutture, ma purtroppo quello che manca è l'aiuto del governo, del nostro Stato, è mancato. Ora sarà necessario correre ed investire per colmare un ritardo che altrimenti rischia di gettare un'ombra sul nostro sistema d'accoglienza. Il quarto lotto della tangenziale, e stiamo a Treviso, l'ingorgo in città dei giorni scorsi riapre il dibattito. Tornano sulle barricate i residenti di via Casette con Marilena Rosada che ribadisce l'inutilità dell'opera. Sentiamo. Ogni volta si dà colpa alla mancanza del quarto lotto. Allora questo non è vero e io sono stanca di questa cosa qua. L'incidente sul PUT di martedì mattina, che ha mandato in tilt il traffico dell'intera città, tangenziale compresa, ancora una volta ha riportato in ballo il mancato completamento del quarto lotto, e la questione proprio non va giù a Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione dell'arteria, emblema della protesta dei residenti di via Casette al confine tra i comuni di Treviso e Paese, che vedrebbe i loro giardini attraversati dalla nuova carreggiata della tangenziale. Accadrebbe che ce l'abbiamo proprio davanti, passa addirittura in mezzo al giardino di certe abitazioni. Quando mia figlia ha costruito l'abitazione ci hanno nascosto il disegno, ci hanno detto che non era vero, che sarebbe stata fatta la variante. E a questo proposito voglio dire che è inutile che il sindaco dica che mi dice che verrà fatta più a nord, perché il comune di Paese, solito discorso, non la vuole. Fra l'altro anche adesso c'è in costruzione un'altra casa proprio nel corridoio dove doveva essere fatto quello del PRG. Dopo il via libera del Ministero dei Trasporti alla realizzazione del quarto lotto, si attende ora da Veneto Strade il bando per la progettualità. Marilena Rosada si è appellata al sindaco e al ministro Salvini e torna a ribadire l'inutilità dell'infrastruttura.
Non è una soluzione più, non sarà più possibile perché ci sono troppe macchine e il posto è troppo antropizzato. Dovevano pensarci prima, cioè vogliono fare una cosa pensata 40 anni fa. C'è stato un falso allarme bomba in provincia di Udine, vediamo il servizio della nostra redazione. Paura nel primo pomeriggio di giovedì 30 maggio ad Aquileia per la presenza di 2 borse della spesa lasciate incustodite all'interno di un parcheggio con attaccati post deliranti in latino. Per precauzione, visti i tempi, sono stati allertati i carabinieri della stazione di Aquileia e del radiomobile di Palmanova giunti sul posto con gli artificieri. Quest'ultimi, con l'ausilio del robot specializzato nell'antiterrorismo, con un colpo secco dal canoncino hanno fatto esplodere le 2 borse rendendole innocue. L'allarme bomba così è rientrato. Alla fine si è trattato solo di oggetti appartenenti ad una donna. Indagini in corso. Allora andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e poi torniamo qui in diretta. A Belluno verrà varato il primo protocollo anti-mobbing dal Consiglio provinciale proprio contro le molestie e la violenza all'interno dei luoghi di lavoro. L'auspicio è che sia preventivo e risolutivo. In calce non solo una firma, ma un impegno a lavorare insieme. Il patto sottoscritto fra organizzazioni sindacali e datoriali con la consigliera di parità della provincia di Belluno, l'Ispettorato del Lavoro e lo Spisal è un salto di qualità nell'approccio alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, comprese le molestie e le violenze. Le vittime predestinate sono prevalentemente giovani donne, gli orchi, i capi reparto che si avvalgono del loro ruolo per affermare un rapporto di forza. Anche il territorio di Belluno non è esente dalle molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. In questi casi la consigliera di parità può fare molto, perché è chiaro che una lavoratrice poi se fa una denuncia che poi al suo iter ha un seguito, ma nel luogo del lavoro lei comunque deve stare sicura e deve stare protetta. Ed è questo il ruolo importante della consigliera di parità. 161 accessi nel 2023, 15 di questi trattati per segnalazioni di molestie sessuali in 4 casi e poi discriminazioni di genere, di etnia e orientamento sessuale. Il protocollo impegna le parti a collaborare per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e per promuovere più in generale il benessere lavorativo. Un protocollo così non era mai stato sottoscritto. In precedenza la consigliera di parità aveva sottoscritto un protocollo d'intesa per le stesse tematiche con l'Ispettorato del Lavoro e con le organizzazioni sindacali, ma mai con tutti assieme coinvolgendo anche le associazioni di categoria datoriali. Un accordo molto forte che sarà declinato al tavolo di confronto che si riunirà a cadenza semestrale. Primo impegno, la condivisione di linee guida. Noi abbiamo anche compiti come Ispettorato del Lavoro di tipo preventivo, quindi anche di prevenzione. È il motivo per cui siamo qui oggi, fondamentalmente. Nella prevenzione ci sta la diffusione della cultura della parità di genere, questo è un grande tema. Quindi su 2 piani direi, quello preventivo e quello tra virgolette repressivo naturalmente o anche conciliativo. E non ci sono stati finora interventi che invece possano arginare le aggressioni dei lupi che continuano a sbranare capi di bestiame sull'altopiano. È successo nuovamente a Rozzo. Ora da Rozzo per segnalare l'ennesimo attacco di un lupo ad animali domestici che vivono vicino alle nostre case. Questa volta ad essere predato dai lupi Nerino, capretto tibetano, mascotte dell'azienda Zecchinati, un animale del cuore per tutti i bambini del paese che ogni giorno facevano tappa al recinto per una carezza o una manciata di erba. Era divenuta la mascotte non solo nostra dell'azienda e dei clienti dell'agriturismo, ma di tutti i bambini che passeggiavano per di là. Siamo in centro al paese. L'allarme alle prime luci del mattino ha avvistato un lupo passeggiare tra le vie di Rozzo in zona cimitero con una preda nera tra le fauci. Nerino infatti è stato catturato e poi sbranato nei prati vicino al centro abitato. Purtroppo siamo corsi subito a vedere, abbiamo trovato il nostro recinto
aperto proprio nella giuntura, è riuscito a spaccare il ferro e entrare nel recinto e portare via il nostro nerino. A Rozzo ormai c'è paura, quarta predazione nel giro di pochi mesi, sempre a pochi passi dalle case e da zone frequentate anche da bambini. Amministrazione comunale e comunità insieme decisi a far sentire la loro voce. Lunedì sera ho convocato tutti gli allevatori o le persone che sono state interessate agli attacchi del lupo. Prepareremo una nota scritta per la Regione e per tutte le persone che ne hanno competenza per vedere difesi i nostri diritti e per mettere in sicurezza una realtà territoriale che ormai è veramente compromessa e che non può più essere accettata così com'è. E chiudiamo con un titolo che è fonte di preoccupazione e di paura in tutto il mondo. Missili americani per colpire in Russia. Arriva l'ok del presidente Biden. Zelensky chiede subito di più, non solo a corto raggio. Mosca minaccia, per noi il nucleare non è un bluff. Siamo nelle mani di alcuni pazzi incoscienti che ci vogliono evidentemente mandare dritti verso una terza guerra mondiale. Ne parleremo nuovamente stasera a Focus. Grazie a Tony Esposito e grazie a Francesco Ceron che sono in regia e ci vediamo stasera a Focus. Buona giornata.